Qui a Jesolo, qui aveva 2 anni. Bruno ed Elsa si emozionano ancora rivedendo le foto del loro figlio. Sì, sì, eccolo qua, guardalo. Questo? Il campanello di casa in via dei Mille suona. Gli amici in visita si congratulano con un mazzo di fiori. Dico sempre che i genitori sono la base e voi siete stati 2 grandi genitori. Il telefonino di papà Bruno squilla. Tutti si vogliono complimentare anche con lui. Ringrazio tanto. I genitori di Antonio sono meravigliati di tanto clamore. Stonati proprio. Sì, di un evento che non... cioè di una pubblicità che non ci aspettavamo sicuramente. Il nuovo direttore generale di Viale Mazzini è nato 50 anni fa a Conegliano e ha trascorso l'infanzia in questa casa. Da sempre appassionato di sport e di calcio in particolare, frequentava la squadra di calcio di Via dei Mille, senza però mai trascurare gli studi. Diploma al liceo scientifico, poi la laurea in economia e commercio a Ca' Foscari. Lui ci mette sempre tanto entusiasmo nelle cose, è sempre positivo e tanta volontà, perché lui dice senza volontà non si fa niente. Non molla mai, finché non arriva ai risultati e continua e lui si sacrifica in modo incredibile. Ha iniziato la carriera con un master a Publitalia che gli ha dato lo slancio nel mondo della televisione. Dalla vice direzione di Canale 5 a MTV e La 7, un professionista alla guida della RAI dal carattere testardo. Testardo nelle sue idee. No, ma è molto anche, come si può dire, se si sbaglia si può ragionare. Sposato con l'attrice Mandala Tide, ha 2 figli e quando può liberarsi dagli impegni torna spesso in Veneto per vedere i genitori e gli amici. Sì, è rimasto molto, molto legato alla famiglia. Giustamente quando ha tempo, quando ha un po' di spazio viene a trovarci, sì, sì, sì. Antonio Campo Dall'Orto ha l'anima ecologica, cerca di non usare l'auto per non inquinare e mangia spesso cibo biologico. Molto, è uno che rispetta il modo di cibarsi, il modo di rispettare la natura. Intanto a Conegliano tifano tutti per lui. E uno così potrebbe dare, diciamo, una svolta. Avremo risultati sicuramente positivi. Anche l'88enne zia Delfina, raggiunta al telefono, ha una speranza. È sempre stato bravo, e chissà che possa mettere a posto anche le cose là.